Ciao dalla Casa delle Farfalle. Oggi vi faccio vedere una farfalla sudamericana, centro-sudamericana, la più grande farfalla centro-sudamericana che si può osservare in una casa delle farfalle. È la farfalla civetta, però questa civetta appartiene a una specie particolare, la più bella farfalla civetta. Si chiama Caligo atreus e come potete vedere ha questa colorazione gialla e questa variegatura che la rende particolarmente bella e piacevole, anche se questa colorazione in realtà serve all'animale per confondersi tra la vegetazione. Infatti se da vicino sembra un bellissimo quadro, dovete immaginarla appoggiata su un tronco in mezzo a una foresta ed è pressoché invisibile. Le farfalle civetta sono famose per il loro occhio finto sulla pagina inferiore delle ali, per questo si chiamano farfalle civetta. È un occhio che imita un occhio di un animale ben più grande di una farfalla, magari l'occhio di una scimmia o di un felino, ed è un adattamento che serve a proteggere questa farfalla, in modo che i suoi predatori, quindi i predatori insettivori, per lo più gli uccelli, quando vedono questo grande occhio si intimidiscono perché ovviamente non osano attaccare un animale grande come quello a cui dovrebbe appartenere un occhio così grande. Questo occhio finto, chiamato appunto macchia ocellare, se guardate bene, ha anche dei particolari, dei dettagli che vale la pena osservare da vicino. Se guardate la pupilla, vedete questo arco bianco che imita il riflesso della luce. Perché? Un occhio vero è lucido, se no non funzionerebbe, è come le lenti degli occhiali, non potrebbero essere smerigliati. Però il problema per una farfalla è che non può avere la superficie delle ali lucida, perché è coperta dalla famosa polverina, cioè le scaglie disposte come le tegole di un tetto sulla superficie alare. Quindi per far sembrare quest'occhio vero, quindi lucido, la farfalla ha evoluto questo finto riflesso. E quando la farfalla si appoggia sui tronchi, si appoggia sempre in modo che il riflesso sia rivolto verso l'alto, cioè verso il cielo, cioè verso dove in teoria deve essere la fonte di luce rispetto appunto il riflesso. Questo è un tipo di mimetismo di questa specie. Poi abbiamo visto questa colorazione variegata che ha un effetto disruptivo. Cosa vuol dire? Che queste linee, viste da una certa distanza, non fanno cogliere la vera sagoma della farfalla. E quindi anche questo è un ulteriore adattamento per non essere individuati dai predatori. Però questa specie ha anche un altro tipo di mimetismo che adesso vi faccio vedere. Questa la appoggio, vediamo se mi scambia per un tronco. Che è appena nata questa farfalla, avete visto bellissime le ali blu quando le apre? Avete visto? Ecco, quello è il primo volo di questo esemplare che è proprio nato poche ore fa. E ho qui anche la sua crisalide, cioè quello che resta, diciamo i resti della crisalide. Questa è la crisalide della farfalla che avete appena visto. Anche questa ha una strategia difensiva, un tipo di mimetismo. In questo caso, questa crisalide esibisce un altro tipo di mimetismo. In questo caso imita una foglia secca. Se guardate da vicino potete notare anche delle finte nervature per meglio somigliare a una foglia secca. Il vantaggio di somigliare a una foglia secca è ovvio per una crisalide. La crisalide è lo stadio più vulnerabile, un animale non vuole farsi vedere perché non può fare niente. Se un predatore vede una crisalide è come se noi vedessimo un cioccolatino sul tavolo, basta prenderlo, scartarlo e mangiarselo. Quindi la crisalide vuole a tutti i costi non farsi vedere. In questo caso, sembrando una foglia secca, appunto, riesce a sopravvivere. Come possiamo essere sicuri che funziona questo sistema? Perché esiste. Se esiste vuol dire che funziona. Ecco, questo è un tipo di mimetismo chiamato mascheramento. Appunto, la crisalide si maschera da foglia secca ed è appunto un tipo di mimetismo molto diffuso, specialmente tra le prede e gli insetti ovviamente sono spesso preda. I loro predatori, come abbiamo detto, sono per lo più gli uccelli insettivori, ma anche lucertole, ragni e anche piccoli mammiferi. Grazie per averci seguito anche questa volta. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre alla Casa delle Farfalle. Ciao!